Prima di iniziare con il video volevo dire di iscriverti al mio canale, lasciare un bel mi piace. Detto questo, buona visione. Allora ragazzi, come prima news di Brawl Stars, la Supercell deve aggiungere per forza la ruota della fortuna, che magari invece di mettere nel negozio le casse piccole o i punti energia dei brawler. Come vedete nella foto ci sono le gemme, le monete, le casse piccole, ora 2 gettoni o anche una start power. Questa idea è molto figa. Vedere così si traduce in italiano è una mostruosa creazione di Rosa andata terribilmente male. Intrappola i nemici da lontano per attaccare e lancia 2 piante carnivore affamate per la sua super. Passiamo ad un'altra news di Brawl Stars. Come avrete già notato dalla foto, abbiamo la Club Box, che è simile a quello di Clash Royale e consiste di guadagnare questi gettoni che li otteniamo in partita, ovviamente vincendo, e quindi la Club Box dura per 3 giorni e inizia di lunedì. Passiamo ad un'altra news di Brawl Stars. Questa cosa è molto interessante: spendendo 50.000 punti stellari puoi personalizzare la tua skin. Vi faccio vedere degli esempi per farvi capire meglio. Ed inoltre la cosa più importante per l'aggiornamento di agosto di Brawl Stars sono le skin. Le possibili skin che possono mettere sono Frank, Falegname, Spike, Fuocherello e Bombardino e Stecca Gelatai. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente qua sotto nei commenti mi